Buongiorno, grazie, benvenuti a tutti. Mi presento, io sono Davide Barollo, iniziamo questo webinar dal titolo Nuovi progetti e come finanziarli. Io sono Davide Barollo, sono dell'ufficio marketing della Ascom Servizi Padova SPA. Qui con me oggi abbiamo Serena Dalbello, la dottoressa Serena Dalbello, la dottoressa Ada Damiano, rispettivamente di Fidimpresa, Turismo e Servizi e di Finanza Agevolata. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo per l'appunto dei nuovi progetti, quando per nuovi progetti si intende non solo una nuova azienda, quindi la nascita di una nuova impresa o di un nuovo progetto imprenditoriale, ma anche, perché no, un'impresa già esistente che deve innovare, deve migliorarsi, deve fare investimenti per il futuro. Quindi un nuovo progetto in senso lato. Parleremo di questo e parleremo di come finanziare questi progetti, quindi quali sono gli strumenti che ci sono a disposizione tramite i nostri canali e tramite i bandi che la Regione Veneto e non solo mette a disposizione. Un paio di osservazioni che ve le dico subito all'inizio. La scaletta sarà, parlerò un po' di minuti io in merito a quali sono gli adempimenti per iniziare una nuova attività, e poi girerò la palla alle mie colleghe per tutti i finanziamenti. Alla fine degli interventi, quindi 40-45 minuti in tutto, vi lasciamo lo spazio alle domande. Sotto voi trovate domande e risposte o banalmente nella chat, quindi potete scrivere lì le domande e noi vi risponderemo quindi a voce. Allora, partiamo con il webinar. Il webinar è organizzato da Ascom Servizi Padova SPA in collaborazione con la Camera di Commercio per il progetto Mentore. Bene, allora, dicevo prima che quando parliamo di nuovi progetti intesi come migliorie da apportare alla propria azienda o banalmente proprio un nuovo progetto imprenditoriale. Volevo soffermarmi su queste cose perché io seguo principalmente i nuovi progetti imprenditoriali e quindi le cosiddette start-up. Due piccoli cenni su una best practice, quindi un piccolo consiglio su come avviare, su quali sono le metodologie, le pratiche per avviare al meglio un'azienda, quale essa sia sostanzialmente, che sia un'azienda alimentare, che sia un'azienda di vendita al dettaglio, che sia un e-commerce, qualunque sia l'idea imprenditoriale, ci sono delle piccole regole basilari che vanno seguite chiaramente, oltre a quelli che sono gli adempimenti naturali e standard da seguire. Poi chiaramente un breve cenno, se volete scrivermi o se volete chiamare, poi vi lasceremo tutti i riferimenti. Diciamo che sostanzialmente l'idea imprenditoriale nasce per l'appunto da un'idea, quindi tutte le idee come possono essere buone, non sta a noi giudicare se un'idea è buona o meno buona. Chiaramente quello che bisogna giudicare è se è fattibile o meno fattibile e come questa idea sia fattibile. Se parliamo di un negozio fisico, di un'attività fisica, ci sono dei costi che vanno chiaramente contemplati e che vanno visti. Se parliamo di un'attività online, anche lì ci saranno altri costi, banalmente il dominio, banalmente la creazione del sito web, la grafica e quant'altro. Questo qui, tutto il discorso dei costi e quindi la pianificazione di quali sono i costi per una nuova progettualità e quali sono i possibili ricavi che io potrò avere nel triennio successivo, vanno fatti ancora prima di iniziare l'attività. Per quale motivo? Perché se io ho un business plan fatto bene e quindi dove io inserisco i costi di gestione, l'affitto dell'azienda, l'avvio dell'attività e quindi l'atto notarile o le spese del commercialista, gli immobili, gli strumenti, l'affitto e tutto quello che è
incorpo all'attività dell'azienda e traccio una linea e vedo quanti soldi mi servono per iniziare la mia attività e quanti ne ho io a disposizione e come faccio per rientrare, tramite quale piano marketing e tramite quale strumento faccio per rientrare nel triennio successivo, ecco che un business plan fatto bene vi consente poi di affrontare nel migliore dei modi la sfida imprenditoriale. Poi, una volta che abbiamo fatto questo, quindi il business plan, questo viene discusso con le mie colleghe per vedere appunto la fattibilità, quindi con la Serena Del Bello, con la Ada Damiano, ma diciamo che una volta fatto questo si passa a quelli che sono gli adempimenti classici, quindi bisogna capire che forma societaria aprire, quindi se aprire una ditta individuale o una società di persone o una società di capitali. Chiaramente i costi sono differenti a seconda della tipologia di attività, quali sono gli adempimenti fiscali per ogni singola attività e poi le procedure. Quindi, ok, io apro partita IVA, ma per aprire partita IVA che cosa devo fare prima e che cosa devo fare dopo? Mi servono dei requisiti particolari, sì o no? Ci sono degli ambiti dove serve il requisito particolare, tutto l'alimentare per esempio, altri ambiti dove non servono requisiti particolari. Diciamo che in grosso, a grandi linee, una traccia è proprio questa, quindi darsi uno schema di come seguire al meglio l'avvio imprenditoriale. E, ripeto, poi sono qui, mi trovate in internet, mi trovate ovunque, quindi non c'è problema se volete approfondimenti in questo tema. Però io comincerei con la parte sostanziale del webinar, quindi passerei la parola a Serena Del Bello per la parte di Fidimpresa e Turismo Veneto e capire come accedere ai finanziamenti. Grazie. Allora, grazie Davide, buongiorno, grazie per l'invito e per la vostra partecipazione a questo bello appuntamento che crea condivisione, informazione e anche opportunità. Sono Serena Del Bello, referente della filiale di Padova di Fidimpresa e Turismo Veneto. A livello bancario ci troviamo in un momento storico molto particolare, una situazione congelata in cui si sta a vedere, si attende il nuovo anno in cui le moratorie saranno terminate e si vedrà purtroppo chi resisterà e proseguirà la propria attività, chi invece non ce la farà o non ce l'avrà fatta. Il rapporto di inizio 2021, infatti, di PricewaterhouseCoopers evidenzia che al momento i crediti deteriorati delle banche italiane si sono ridotte di oltre il 70% rispetto al picco di 5 anni fa. Attualmente il valore è di 350 miliardi di euro, ma potrebbero aggiungersi tra gli 80 e i 100 miliardi di euro nei prossimi 24-30 mesi. Questo che cosa comporta? Ovviamente crea incertezza nel sistema bancario con difficoltà di accesso al credito. Vedremo più avanti come arginare, come superare questo ostacolo. D'altro canto va detto che l'Ufficio parlamentare di bilancio stima che la crescita economica italiana, cito, potrebbe risultare largamente superiore alle previsioni di qualche mese fa, arrivando a sfiorare il 6%. Nella prima metà del prossimo anno il nostro paese potrebbe recuperare i livelli di attività pre-Covid-19, quindi è già un bel segno di speranza. Dopo aver sfiorato il 6% nel 2021, il PIL, spiega questo ufficio, nel 2022 il PIL rallenterebbe al 4,2%, ma continuerebbe a essere sospinto da misure finanziate con bilancio pubblico e con i fondi provenienti dall'Europa, dai recovery plan. Cito un articolo del Sole 24 Ore del 3 agosto 2021. Quindi, sempre citando Sole 24 Ore, è anche con un po' di orgoglio che vi dico che nel secondo trimestre il PIL italiano ha anche battuto Germania, Francia e la media europea. Quindi da un lato abbiamo queste previsioni nefaste di PricewaterhouseCoopers, dall'altra invece il governo che dice no, tutto sommato le cose sembrano andare bene. C'è
c'è speranza. E noi questa positività la stiamo anche vedendo perché sono ricominciate le telefonate, sono ricominciate le richieste di appuntamento, c'è chi cerca fondi per bar, per aprire un bar, chi chiede quali siano autorizzazioni per un ristorante, come diceva appunto Davide, chi vuole investire e aprire nuovi negozi, quindi è palpabile la volontà di tornare a fare impresa, che sia piccola, che sia grande, che sia il riammodernamento del bancone del bar oppure l'installazione un po' più complessa. Quindi fiducia, nuove imprese, nuovi investimenti ed ecco che arriviamo a noi. Fidimprese Turismo Veneto, come dicevamo, è la prima cooperativa di garanzia del sistema Confcommercio e Confturismo della Regione Veneto. La cooperativa di garanzia o Confidi o Cofidi è un organismo istituito per offrire una garanzia accessoria e quindi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese associate. In Italia le prime realtà di questo tipo vengono costituite alla fine degli anni 50 come espressione delle associazioni di categoria imprenditoriali e si basano su principi di mutualità e solidarietà. Lo scopo primario quindi del consorzio di garanzia è quello di agire da garante per il credito delle piccole e medie imprese, ma anche di agevolare le pratiche per la concessione di contributi in conto capitale o fondo perduto alle imprese del settore e di consigliare. Per questo diventa importante il lavoro che facciamo un po' in team con Davide Barollo e con Ada Damiano. Cosa fa il nostro Confidi in concreto? Accoglie e ascolta le esigenze dell'impresa e a seconda dei casi proporrà un finanziamento diretto o un'operazione bancaria. Il nostro Confidi eroga infatti anche finanziamenti diretti alle ditte socie. In tempi rapidi viene fatta una pratica in cui viene valutata la proposta e altrettanto velocemente si procede con l'erogazione. In questo momento poi beneficiamo dei fondi della Camera di Commercio di Padova, per cui possiamo erogare finanziamenti con una buona scontistica. Inoltre possiamo fare anche finanziamenti ponte in attesa dell'erogazione di eventuali bandi di cui appunto poi vi parlerà Ada Damiano. Quindi con questa stretta collaborazione con l'ufficio bandi. Diciamo che abbiamo un approccio olistico alle esigenze dell'impresa. Nel caso poi l'operazione sia più corposa, Fidimpresa, una volta identificata la banca con cui fare l'operazione, propone alla banca un'ipotesi, un progetto. La banca infatti, che ha necessità di garanzie mai come prima d'ora, come si diceva, tanta incertezza legata anche al periodo post pandemia, ha necessità appunto di garanzie e quindi accoglie più favorevolmente una pratica accompagnata dalla garanzia del Confidi, perché questa garanzia comporta un miglioramento del rating della ditta richiedente e quindi un minor rischio, ma anche minori accantonamenti per la banca. Quindi la banca deve fare minori accantonamenti nel proprio bilancio su quell'operazione. Un migliore rating comporta anche un miglior commissionale applicato alla ditta stessa, che quindi recupera in buona parte anche i costi della nostra garanzia. In generale deliberiamo garanzie a favore delle banche e nell'interesse del richiedente che vanno dal 50 all'80% dell'importo richiesto. Eh, Quali operazioni affrontiamo? Si può trattare di un fido di conto, di un anticipo POS, di anticipo fatture e SBF o di finanziamenti. Anche qui consigliamo l'operazione migliore in base al tipo di attività, in base alle reali necessità dell'azienda. Infine, non proprio infine, Fidimpresa eroga anche fideiussioni dirette. Possono essere quelle richieste per esempio dal proprietario dei muri per l'affitto. Al posto del deposito cauzionale viene rilasciata la fideiussione e la ditta tiene per sé la propria liquidità. Oppure sono le fideiussioni richieste per un franchising, per un'affiliazione, per forniture di merce. Da poco ancora Fidimpresa ha stretto delle convenzioni con alcuni comuni della provincia di Padova, si tratta di Monselice, Abano Terme,
Este e Conselve. Si permette di accedere in questo caso a finanziamenti a zero costi e a solo lo 0,70% di tasso di interesse. Ancora, ultimissima operazione che è stata deliberata dal nostro CDA in accordo con Ascom, è un progetto appunto avviato e convenzionato con Ascom. Per i soci Ascom, Fidimpresa prevede la possibilità di erogare dei finanziamenti diretti con uno sconto di 1,75 rispetto al tasso che viene attribuito in base al rating. Riassumendo, quindi ci sono finanziamenti ponte in caso di bandi, finanziamenti diretti a tassi scontati, fideiussioni di varia natura e le garanzie concesse alle banche. Vi lascio anche qualche numero per darvi il segno un po' delle dimensioni del nostro Confidi e della nostra filiale di Padova. Nella filiale di Padova al momento abbiamo erogato circa 800.000 euro di finanziamenti diretti, questo negli ultimi 3 anni, perché è da 3 anni che siamo partiti con questo genere di operazioni. Stiamo garantendo invece le banche in operazioni del valore di 17 milioni di euro. Complessivamente il nostro Confidi, a livello quindi di Regione Veneto, operando varie filiali appunto dislocate nella regione del Veneto, ha 18.300 associati. Ha erogato finanziamenti diretti per 7.300.000 euro e garanzie alle banche per un totale di 340 milioni tra appunto fidi a breve, finanziamenti, mutui. Resta inteso ovviamente che quanto detto viene rilasciato a seguito di analisi dei dati economico-patrimoniali della ditta. Siamo infatti sottoposti al controllo di Banca d'Italia, quindi dobbiamo assoggettarsi alle sue regole e fare le valutazioni, quindi valutare il merito creditizio. A proposito di valutazione di merito creditizio, questo viene fatto in particolar modo sui bilanci. I bilanci, infatti, vorrei richiamare l'attenzione anche su questo particolare aspetto per essere in grado poi di accedere al credito, che sia attraverso il nostro Confidi, che sia attraverso un bando, che sia attraverso una banca. I bilanci saranno oggetto infatti di particolare attenzione da parte dei soggetti finanziatori, in quanto entrerà in vigore la legge fallimentare con decorrenza rinviata più volte, ma a partire dal 2022 entrerà in vigore una parte del codice di crisi dell'impresa. Gli strumenti di allerta avranno decorrenza successiva, però questi strumenti di allerta vengono già in parte valutati dalle banche e anche dal nostro istituto. Ci sarà poi un ulteriore intervento via web, un ulteriore incontro che vi spiegherà meglio questa nuova legge e quello che ciò comporta, che questa legge comporta. Quello che ci interessa portare all'attenzione ora è che va prestata una particolare cautela nell'utilizzo di certe voci di bilancio. Occhio ad esempio ai prelievi soci nelle società di persone. Non devono superare il valore di patrimonio netto. Ad esempio ci capita di avere un utile di 10.000 euro, un capitale sociale di 3.000 euro, riserve di 7.000 euro, il patrimonio netto così è di 20.000 euro. Positivo. Però se ho prelievi soci, cioè la voce crediti verso soci per prelievi, e questa voce ammonta a 50.000 euro, le banche riclassificano questa voce all'interno del patrimonio netto, quindi 20.000 meno 50.000 mi diventa meno 30.000 e questo già mette in crisi l'accesso al credito. Quindi attenzione al totale del patrimonio netto, attenzione alla voce crediti verso soci. Meglio è, se ricorrono i presupposti, ricorrere alla contabilità semplificata, dove non ci sono queste voci e che non evidenziano appunto eventuali deficit. Una chiusura in perdita poi vi farà risparmiare un po' di tasse,
ma una chiusura in perdita e magari ancora peggio, una perdita che rende il patrimonio netto negativo, vi chiude le porte alle banche. Quindi fate utili e dichiarateli. Attenzione anche alle voci di debito erariale e previdenziale, oggetto anche queste di verifica nei nuovi indici obbligatori. Insomma, quello che vi suggerisco è di mettere il naso dentro il vostro bilancio, chiedete informazioni al vostro consulente, al vostro commercialista, state aprendo una società, una startup, cominciate da subito a cercare di capire che cosa entrerà nel vostro bilancio, perché poi il vostro bilancio è il vostro Green Pass per accedere al credito. Altra cosa che ritengo fondamentale portare alla vostra attenzione è la nuova normativa, la nuova definizione di default. Questo vale per le aziende esistenti. Per le aziende esistenti richiamo l'attenzione sul pagamento puntuale delle rate dei propri impegni. I principali cambiamenti introdotti infatti dalla normativa, dalla nuova definizione di default, prevedono che uno scaduto deteriorato che presenta un arretrato un arretrato consecutivo di oltre 90 giorni fa passare la posizione automaticamente a scaduto deteriorato. Quindi se abbiamo un insoluto, cioè una rata non pagata superiore a 100 euro e superiore all'1% del totale del credito in essere, e se questa situazione di insolvenza mi permane per 90 giorni, la posizione viene segnalata e va in allerta presso la banca. Per arretrato si intende anche il pagamento in ritardo. Ad esempio, ho la scadenza a fine mese della rata, la rata la pago al 15 del mese successivo e così lo faccio per 3 volte consecutive. Questo è un arretrato che mi supera i 90 giorni, anche se ho pagato tutte e 3 le rate, però le ho pagate in ritardo e quindi la posizione appunto mi passa a scaduto deteriorato. Una posizione a scaduto deteriorato mi fa passare la posizione in cure period, cioè un periodo in cui la banca mi monitorerà molto attentamente. Io dovrò assolutamente essere puntuale nel pagamento delle rate. Quindi, in buona sostanza, attenzione ai bilanci, metteteci il naso dentro, imparate a capirli. Attenzione alla vostra centrale rischi, che sia il più possibile pulita. Queste due accortezze, assieme ad una buona consulenza che vi potremo fare, che vi potremo aiutare a delineare, vi garantisce un accesso al credito facilitato e diciamo quasi sicuro. Io ho terminato il mio incontro, il mio intervento. Vi lascio i miei numeri di riferimento, lo 049 80 70 854, che è il numero di ufficio. Potete scrivermi all'email serena.dalbello@fidimpresaveneto.it, oppure vi lascio anche il numero di cellulare, il 388 1189 865. Lascio la parola, Invito credo, a a scriverli, Davide. però, sai, Serena, fai una cosa, Sì, scrivili nella chat che così certo, adesso, se li segno, perché adesso secondo aggiungo. me Sì, io sì, mi sì. sono dimenticato già tutto, quindi Adesso, vai. adesso aggiungo tutto. Vabbè che io poi ho una memoria, insomma. Comunque grazie Serena, è molto interessante chiaramente quello che hai detto, però volevo solo chiederti una cosa io, ma te la chiedo, tu mi confermi che anche per le vostre pratiche, le vostre operazioni e quant'altro, un business plan fatto bene è Necessariamente, è necessariamente. necessario. Noi avevo fatto infatti una premessa: il merito di credito viene valutato e viene valutato anche attraverso ovviamente tutta la documentazione che può produrre una società già in essere, ma anche una startup che ha bisogno di supportare con dei numeri, quindi con un business plan, l'efficacia dell'operazione e quindi la sostenibilità del progetto.
Quindi il business plan è necessario, viene richiesto da noi e viene richiesto dalle banche, è un passaggio obbligato. Grazie Serena. Grazie a voi. Grazie. E io quando riceverò più o meno 100, 200 persone all'anno che vogliono capire come aprire un'azienda o come poter ottenere soldi, la domanda classica sempre è: ma ci sono soldi a fondo perduto per me? Ci sono bandi che possono agevolare i miei progetti? Ecco, io lascio la palla ad Ada che proverà a fare un po' il quadro della situazione in merito a tutto ciò che c'è in piedi e che probabilmente potrà aprire nel prossimo breve futuro. Grazie, la palla a te, Ada. Sì, buongiorno a tutti, sono Ada Damiano e mi occupo del ramo finanza agevolata in Ascom, quindi tutto quello che è il servizio di scouting e contributi pubblici in essere e supporto alle imprese per la presentazione delle proprie richieste di contributo. Andrò adesso a condividere alcune slide al fine di agevolarvi nella comprensione. Spero che si veda. Allora, ricollegandomi al discorso della collega Serena Dal Bello, che ha parlato praticamente del finanziamento per le imprese come una delle principali fonti di copertura finanziaria per i progetti di investimento, vediamo in questa slide come questo si abbini anche ad altre forme di finanziamento tipiche per le imprese, siano esse start-up, siano esse imprese consolidate. Quindi oltre all'indebitamento che può dividersi appunto in indebitamento a breve termine o il classico mutuo a medio-lungo termine, come fonte di finanziamento per le imprese abbiamo in primis il apporto da parte di soci, quindi per la mia startup individuo nuovi soci che versino il capitale insieme a me, oppure anche per le imprese consolidate che aprono le proprie porte agli aumenti di capitale sociale. Oltre poi ovviamente all'autofinanziamento che consiste sostanzialmente nel reinvestire gli utili prodotti man mano che nell'anno che vengono prodotti. Oltre a queste due forme di finanziamento abbiamo anche la contribuzione pubblica, quest'ultimo tassello che sarà oggetto di questa parte del webinar. Ovviamente il collega Davide parlava di come le imprese sono allettate dal reperire contributi pubblici che generalmente sono a fondo perduto, sia senza obbligo di restituzione. Ma è bene comunque ricordare che la contribuzione pubblica non è sempre rose e fiori, come dire, nel senso che ha anche lei i suoi pro e i suoi contro. In questa slide ho cercato di riassumere un po' delle varie forme di finanziamento, i pro e i contro di ognuna. Come vediamo in basso, nell'ambito della contribuzione pubblica individuiamo sia dei pro sia dei contro. Sicuramente rispetto alle altre forme di finanziamento, i contributi pubblici non comportano nessun tipo di controllo dell'ente finanziatore sull'impresa, a differenza ad esempio dell'aumento di capitale sociale e dell'ingresso di nuovi soci. Sicuramente i contributi pubblici non comportano costi per l'impresa, come ad esempio può essere il tasso di interesse di un indebitamento bancario. Ma nello stesso tempo però la contribuzione pubblica non comporta quasi mai, direi mai, l'intera copertura finanziaria del proprio fabbisogno. Normalmente i contributi pubblici si assestano tra il 20, 30, massimo 50% di copertura del proprio fabbisogno finanziario. Ed è per questo che ci si ricollega alla necessità di finanziamenti ulteriori, ad esempio presso istituti di credito, presso ad esempio il Confidi. Ulteriore svantaggio dei contributi pubblici è che la liquidazione del contributo pubblico non avviene quasi mai all'inizio dell'investimento, ma avviene post investimento, quindi sostanzialmente a spese fatte. Mi ricollego quindi al discorso di Serena Dal Bello che parlava dei famosi finanziamenti ponte che loro sono in grado di erogare. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che occorre necessariamente
avvalersi di un ulteriore istituto di credito a monte del proprio progetto per avere i fondi necessari per sostenere le proprie spese, e solo al termine dell'aver svolto tutte le spese previste, la regione o il ministero che sia andrà a rimborsare le spese fatte. Ultimo svantaggio sicuramente che occorre richiamare nell'ambito della contribuzione pubblica è che essa è fatta di tempi di istruttoria e di valutazione molto lunghi e sicuramente incerti. Cioè il semplice fatto di presentare una richiesta di contributo non garantisce l'accoglimento della propria domanda. Quali sono i principali istituti di riferimento pubblici a cui è possibile appoggiarsi per individuare bandi di contributo? A livello nazionale abbiamo in primis il Ministero dello Sviluppo Economico, spesso assistito da Invitalia, che è l'agenzia dello sviluppo che gestisce buona parte dei fondi pubblici a livello nazionale. Ovviamente anche le singole regioni possono erogare direttamente dei contributi pubblici, appunto in questo caso la Regione Veneto, la quale a sua volta si avvale spesso anche della finanziaria regionale, Veneto Sviluppo, quindi un altro ente di finanziamento pubblico. E non da ultimo ci sono anche le stesse Camere di Commercio che, seppur in minima parte, erogano comunque dei contributi interessanti per le piccole imprese. Ove voi vogliate avere un unico riferimento per l'ambito contribuzione pubblica, potete appoggiarvi a noi. Presso il nostro sito ascomservizipadova.com abbiamo predisposto una sezione ad hoc che è bandi agevolazioni in corso, nella quale potrete con un semplice clic accedere a tutte le informazioni sui contributi attualmente in essere e scaricare per ognuno di essi delle schede sintetiche con i punti salienti. Questo perché noi in Ascom forniamo proprio un servizio di affiancamento alle imprese che va dalla fattibilità, dalla valutazione di ammissibilità del progetto fino alla liquidazione del contributo. Quello che noi offriamo sempre è un servizio di fattibilità gratuita e senza impegno per tutte quelle imprese o persone fisiche che vogliono avviare un'attività e che intendono essere aggiornati sui contributi attualmente in essere. Quindi facciamo uno scouting dei contributi pubblici in essere, verifichiamo l'ammissibilità sia in capo all'impresa sia in capo alle singole spese, e tutto questo senza impegno. Lì dove venga verificata l'ammissibilità possiamo assistervi nella predisposizione tecnico e amministrativa richiesta dal bando, perché anche qui ogni bando richiede, a seconda dei casi, un business plan più o meno strutturato. Inviamo quindi la domanda di contributo per vostro conto e in caso di approvazione vi supportiamo in quella che è la gestione del progetto, ossia nello svolgere tutte le spese e tutte le attività in modo corretto, perché come vi avevo detto all'inizio i contributi pubblici nella gran parte dei casi erogano il contributo al termine del progetto, quindi le spese devono essere fatte a rigore e con tutti i criteri previsti dal bando. Entriamo adesso nel vivo di questa seconda parte del webinar, cioè andremo ad analizzare quelli che sono i contributi pubblici in essere e di prossima uscita che possano interessare sia progetti di start-up ma anche imprese già esistenti che vogliono magari ampliare o diversificare la propria attività. Il primo bando di cui vi parlerò è un bando di tipo nazionale, aperto quindi alle imprese di tutta Italia, gestito a livello nazionale da Invitalia. Parliamo di nuove imprese a tasso zero. È un'agevolazione aperta a tutte le società, quindi attenzione, non ditte individuali, società esistenti da non più di 60 mesi, ossia da non più di 5 anni, e composte in prevalenza da giovani o da giovani intendiamo con under 35 oppure da donne a prescindere dall'età. Possono presentare comunque richiesta anche persone fisiche che non hanno ancora costituito una società ma che intendano farlo nel breve. Questo bando finanzia iniziative imprenditoriali di qualunque settore, quindi che va dalla manifattura al commercio, al turismo, ai servizi alle persone.
e le spese che vengono interessate da questa copertura finanziaria sono spese per un massimo di 1,5 milioni, da realizzarsi nell'arco di un massimo di 24 mesi e che riguardano ad esempio acquisto di nuovi macchinari, nuovi impianti, nuove attrezzature, opere murarie anche di ristrutturazione e limitatamente al settore turismo anche acquisto di fabbricati, hardware e software, brevetti, acquisto di licenze, di marchi e consulenze specialistiche, quindi un po' di tutto, ecco, per intenderci, tutto quello che può servire per l'avvio di un'impresa. Il contributo in questo caso, ecco, in via eccezionale, perché normalmente nei contributi pubblici parliamo di fondo perduto, in questo caso però invece parliamo di un finanziamento agevolato, quindi il contributo consiste in un 90% della spesa sostenuta sotto forma di finanziamento agevolato, ad un tasso zero e una durata massima di 8 anni. Nei limiti delle risorse disponibili è possibile richiedere anche un 20% di fondo perduto, senza obbligo quindi di restituzione. Perché parliamo dei limiti delle risorse disponibili? Perché questo è un bando, come vedete in rosso, è un bando attivo, già aperto da un po' di tempo, è ancora possibile presentare domanda. Chiaramente prima viene presentata meglio è per accaparrarsi questo 20% di fondo perduto. Un ulteriore bando molto simile al precedente perché anch'esso gestito da Invitalia a livello nazionale, il bando Smart Start. Parliamo in questo caso di beneficiari, le start-up innovative oppure persone fisiche che intendano costituire una start-up innovativa. Con start-up innovative cosa intendiamo? Intendiamo quelle imprese che hanno un elevato contenuto tecnologico innovativo e che generalmente operano nell'ambito, ad esempio, del digitale. Quindi ecco che a differenza del precedente non è aperto a tutti i settori, ma soltanto ai settori di tipo tecnologico, innovativo, digitale. In questo caso le spese ammesse sono per un minimo di 100.000 euro, quindi qui c'è un minimo di spesa da sostenere per poter accedere. Spesa anche qui da realizzarsi nell'arco dei 24 mesi e anche qui macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software, consulenze e anche il personale interno. Il contributo in questo caso anche qui è il 90% in finanziamento agevolato, quindi da restituire ma a tasso zero e nell'arco di 10 anni. Per le imprese del sud è possibile richiedere un 30% fondo perduto, quindi le imprese che hanno sedi nel sud Italia. Il prossimo bando, questo è un bando molto interessante che sicuramente desta l'attenzione di tanti, è un bando di tipo regionale promosso dalla Regione Veneto che generalmente viene rinnovato ogni anno, quindi mediamente una volta all'anno questo bando viene riproposto. Il bando regionale può essere destinato alle imprese femminili oppure alle imprese giovanili a seconda del bando in quel momento attivo. Un esempio, bando imprese giovanili, aperto a ditte individuali, i cui titolari quindi siano chiaramente giovani sotto i 35 anni, oppure società, i cui soci siano sostanzialmente per la maggior parte, almeno il 60%, giovani, oppure il cui capitale sia detenuto per almeno i 2/3, quindi per almeno il 60% da giovani sotto i 35 anni. Quando invece parliamo del bando imprese femminili è analogo a questo, l'unica differenza è che non parliamo di under 35, parliamo di donne, a prescindere dall'età. Il bando finanzia sia avvio di nuove imprese, ma anche eventualmente finanziamento di imprese esistenti, quindi non solo start-up, anche imprese costituite già da parecchio. Le spese ammesse, qui per accedere al contributo è richiesto un minimo di spesa di 25.000 euro, fino a un massimo di 150.000 euro di spese. Sono ammesse, attenzione, sia spese future, quindi da sostenersi, ma anche spese retroattive, chiaramente nei limiti dell'annualità in corso, però sono ammesse anche le spese già sostenute. Quali spese? Macchinari, impianti, attrezzature nuove, hardware, software, mezzi di trasporto, arredi, negozi mobili, quindi ad esempio pensiamo agli ambulanti, e opere edili di ristrutturazione. Il contributo consiste in un 30% a fondo perduto, quindi senza obbligo di restituzione. Tassello, come dire, un po'
negativo di questo bando è che eroga sostanzialmente ed esclusivamente il fondo perduto soltanto al termine del progetto. Quindi non sono rari i casi in cui ci avvaliamo della collaborazione con Fidimpresa per i famosi finanziamenti ponte, quindi supporto alle imprese prima di sostenere la spesa con un finanziamento da parte, ad esempio, di Fidimpresa. Poi la spesa viene sostenuta, viene poi rendicontata con il progetto in questione e la Regione rimborsa il 30% delle spese sostenute. Attenzione, come avevo detto, questo bando regionale si divide in bando per imprese giovanili e bando per imprese femminili. Il bando imprese giovanili scade praticamente, è attualmente in essere e scade tra 2 giorni, il 30 settembre 2021, quindi è chiaro che i tempi sono strettissimi, però non escludiamo la possibilità di considerare eventuali progetti chiaramente nei limiti del possibile valutare se riusciamo a presentarli anche nell'arco di questi 2 giorni. Quindi dove ricadiate nell'ambito dell'imprenditoria giovanile e pensate di avere un progetto interessante da presentare, contattateci immediatamente, magari già in chat o al termine di questo webinar. Per quanto riguarda invece il bando imprese femminili, è prevista molto probabilmente, chiaramente non sicuramente, ma è molto probabile che venga riproposto nell'arco del prossimo anno. Vedete qui scritte che sono ammesse spese anche retroattive, quindi anche già sostenute. Lì dove eventualmente voi abbiate un'impresa femminile, avete la necessità di sostenere comunque con urgenza queste spese, ma non volete comunque precludervi la possibilità che poi queste possano essere accolte dal futuro bando imprese giovanili, ecco che vi forniamo qualche consiglio per come impostare le spese affinché non si corra il rischio di inammissibilità. Sicuramente vi consigliamo di far impostare ai vostri fornitori sempre fatture chiare, seppur sintetiche. Cosa vuol dire con chiare? Cioè la dicitura acquisto macchinario, punto, non va bene. È necessario che ci sia specificato acquisto del macchinario tipo XY, ecco, quindi specifica sempre del bene che si va a acquistare. Non sono ammessi beni usati, raramente sono ammessi gli acquisti in leasing. I pagamenti devono essere sempre tracciabili, quindi bonifici, riba, assegni, carte di credito, di debito, non carte prepagate e non contanti ovviamente. E i pagamenti devono essere sempre riconducibili al conto della ditta, ad eccezione ad esempio delle ditte individuali in cui spesso il conto corrente della persona fisica coincide con quello della ditta. Passiamo adesso ad illustrare i bandi dedicati non tanto alle start-up, ma quanto ad imprese già costituite, consolidate e che intendono magari ampliare o diversificare la propria attività, quindi anche comunque nuovi investimenti, nuovi progetti di impresa. È questo un bando, questo che vedete qui in questa slide è un bando della Regione Veneto di prossima pubblicazione, auspicabilmente entro la fine dell'anno, che sarà dedicato ad imprese, a società con almeno un bilancio approvato, quindi con almeno un'annualità e operanti nel settore della manifattura. È possibile, ovviamente auspichiamo, che un medesimo bando possa uscire anche per il comparto commercio. Cosa finanzia questo bando? Cosa finanzierà? Lo sviluppo e il consolidamento di iniziative imprenditoriali chiaramente già in essere in Regione Veneto. Quindi cosa vuol dire? Investimenti da parte di imprese che intendono ampliare e diversificare la propria attività. Le spese che saranno ammesse intanto avranno molto probabilmente un minimo di spesa, sarà necessario sostenere almeno 100.000 euro e il massimo chiaramente vedremo se ci sarà anche un massimo di spesa. Spese da realizzarsi dopo quella che sarà la presentazione della domanda. Le spese che probabilmente saranno ammissibili saranno appunto macchinari, impianti, attrezzature nuove di fabbrica, hardware e software. Parliamo di, sempre usiamo il condizionale perché ovviamente questo è un bando che, come dire, che verrà attivato entro la fine dell'anno, ma di cui ancora non abbiamo il testo. Quindi è chiaro che sono degli auspici che noi facciamo sulla base delle annualità scorse. Il contributo probabilmente si aggirerà tra il 30 e il 50% a fondo perduto.
Quindi anche qui, se pensate di rientrare in quest'ambito, contattateci per avere maggiore informazione, per essere aggiornati appena il bando verrà pubblicato. Un ultimo incentivo di cui andremo a parlare adesso è destinato alle imprese che intendono investire all'estero o che esportano i propri prodotti all'estero. Questo è un bando promosso dall'ente SIMEST, un ente nazionale di finanziamento per l'export, è dedicato alle imprese di qualunque forma, di qualunque settore e dimensione, quindi piccole, medie, grandi imprese, ditte individuali, società, che appunto investono all'estero e che esportano i propri prodotti all'estero o che intendono farlo, ad esempio. Cosa finanzia questo bando? La partecipazione a fiere internazionali, eventuali aperture di sedi all'estero, eventualmente studi di fattibilità, ossia analisi ad esempio di quali paesi è possibile, in quali paesi è possibile esteri è possibile estendersi, realizzazione di siti e-commerce a vocazione estera e spese per esempio per temporary export manager che guidano l'impresa in questo processo di diciamo di internazionalizzazione. Il contributo è un 100% finanziamento agevolato, quindi vengono coperte le intere spese sostenute, questo in via eccezionale perché normalmente i contributi pubblici sono molto più bassi. Quindi finanziamento da restituire con di cui un 25% a fondo perduto, quindi senza obbligo di restituzione. Attenzione, questo è un bando che si presenta solo ed esclusivamente la giornata del 28 ottobre 2021, su spese chiaramente da sostenersi. Quindi anche qui, se siete un'azienda già esistente e intendete procedere in un progetto di internazionalizzazione, contattateci quanto prima perché il 28 ottobre si presenterà domanda. Ecco, e ho terminato la mia presentazione, qui trovate i miei contatti diretti, sia la mia mail che il mio numero di telefono diretto e lì dove abbiate necessità di maggiori chiarimenti, approfondimenti sui bandi che vi ho descritto o magari per tenervi aggiornati sulle prossime novità riguardanti i contributi pubblici, potete tranquillamente contattarmi o seguirci sul nostro sito. Grazie Ada. Ti faccio subito io però una domanda perché magari, o perlomeno riporto quelle che sono i quesiti che mi vengono posti maggiormente. Per quanto riguarda la digitalizzazione, nello specifico, e quindi ti parlo solo di digitalizzazione, ovvero la messa in piedi di un e-commerce che non sia estero ma che sia italiano e quindi tutto quello che ruota nell'ambito digital, hardware, software e quant'altro. C'è qualcosa ancora in piedi? C'è previsto qualcosa per il prossimo anno? Perché so di Impresa 4.0, so di queste cose qui, però di più, perché c'era il bando della Camera di Commercio, se non ero, che però è scaduto. C'è qualcosa di più specifico solo per la digitalizzazione? Allora, si è concluso meno di un paio di settimane fa un contributo della Camera di Commercio di Padova, quindi limitatamente alle imprese che hanno sede nella provincia di Padova, e che finanziava proprio la digitalizzazione e tra le altre cose anche siti e-commerce. Ecco, al momento non abbiamo in previsione contributi pubblici di imminente apertura dedicati con un focus praticamente sulla digitalizzazione. C'è comunque da dire che la digitalizzazione è ritenuto chiaramente il cuore pulsante degli investimenti dell'imprenditoria nel nostro futuro. Di conseguenza sono sempre più frequenti i contributi pubblici, sia a livello regionale, nazionale, soprattutto delle camere di commercio, per incentivare questo tipo di investimenti. Quindi anche qui al momento non abbiamo ancora nulla di certo, però vi invito a tenervi aggiornati sul nostro sito dedicato, perché appena avremo novità riguardanti questo tipo di contributi, li pubblichiamo sul nostro sito o sui nostri social. Grazie Ada. Bene, noi abbiamo terminato. Chiaramente se ci sono domande, voi avete o la possibilità tramite la chat oppure vedete che c'è le doppie nuvolette, quindi domande e risposte. Non siate timidi, se abbiamo ancora 5 minuti di tempo, fate pure delle domande.
siamo qui. Chiaramente se non vediamo domande vi salutiamo. Noi adesso questi webinar si ripeteranno, inizierà tutta una serie di webinar a partire oggi al primo, il prossimo sarà il 5 di ottobre e sarà sulla parte social e quindi nello specifico Facebook e Instagram. Il 12 ottobre invece faremo un focus su LinkedIn e poi così a seguire. Quindi avremo tutti i martedì, infatti sono i martedì dell'Ascom, occupati con webinar in pausa pranzo. Vi invito li trovate su Eventbrite, sul nostro sito, comunque vi arriverà la comunicazione di tutti questi, vi invito ad iscrivervi a partecipare. È arrivata una domanda. Allora, avrei una domanda. Qual è la convenienza di rivolgersi a voi piuttosto che alle varie agenzie che si propongono per l'accesso al credito, sia economico sia per l'opportunità di ottenere il credito stesso? Grazie mille. Suppongo sia per te, Serena. Ho riattivato l'audio, sì, ci sono riuscita. Allora, la convenienza è, c'è da dire che in questo momento il sistema bancario risponde molto lentamente. Spesso non ha molto tempo, quindi non va a fondo delle cose e si ferma un po' prima di aver fatto un'analisi approfondita. Noi facciamo appunto un'analisi a 360 gradi, siamo anche più elastici rispetto ad una banca, per esempio. Abbiamo paletti, almeno al momento, meno rigidi, pur essendo sottoposti anche noi al controllo di Banca d'Italia. Rispetto ad una banca noi saremo sicuramente un pochino più elastici, un pochino più morbidi. Inoltre c'è l'aiuto trasversale che proviene da una collaborazione tra i nostri 3 uffici, che è quello di individuare il bando che fa al caso della ditta. Se una ditta vedo che mi sta chiedendo un finanziamento, non è al corrente di nessun bando, ma so che può ricadere all'interno di un bando, allora coinvolgo la collega Damiano per andare a verificare, insomma, se sia affrontabile questo bando. Quindi diciamo che il nostro approccio è più completo, come dicevo prima, più olistico, va a vedere un po' tutto, va a vedere tutto quello che c'è a disposizione nel mondo dei finanziamenti, dei fondi e in più dei servizi che possono essere erogati all'impresa. E in questo appunto interviene Davide. Diciamo che è questa la differenza fondamentale. Un'offerta più completa e soprattutto una prontezza di risposta. Sicuramente le nostre risposte, proprio ultimamente sono stata contattata dalle ditte a cui ho riferito della delibera positiva e le ultime 3 telefonate erano di ditte molto stupite di aver già ottenuto una delibera, quindi rispondiamo molto velocemente. Ecco. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande, noi terminiamo qui il webinar. Il webinar ecco, verrà... Aggiungerei una cosa, tante volte poi uno ci pensa, rielabora quello che ha ascoltato, quello che ha sentito e con calma gli arrivano delle domande, dei quesiti. Assolutamente, noi siamo a disposizione. Esatto, abbiamo messo i nostri numeri nella chat, abbiamo messo i nostri riferimenti, anche per una curiosità chiamateci. Poi se è qualcosa di un po' più complesso, magari fissiamo un appuntamento e ci parliamo a 4 occhi, se è qualcosa di più spedito rispondiamo anche solo telefonicamente o via email. Ecco. Bene. Grazie Ada, grazie Serena, grazie a tutti voi grazie che avete partecipato e ci vediamo alla prossima. Grazie, saluti.